Grazie innanzitutto di avermi invitata e sto bene, un po' frastornata perché questo libro ha già avuto un'eco che non mi aspettavo, a dire il vero, però riflettendo, forse perché mi sono detta è un tema forte, è una storia che mi hanno detto forse andava raccontata, una storia brutta perché è una storia di cronaca nera che riguarda due bambine che furono violentate e uccise nel lontano 1983. Una storia per la quale sono stati condannati all'ergastolo 3 presunti innocenti. Ecco, è questo il filo conduttore del mio libro, un probabile errore giudiziario dovuto alla frettolosità delle indagini, a intrecci pericolosi tra magistratura, forze dell'ordine e criminalità. La storia di Nunzia e Barbara è accaduta quasi 30 anni fa, ma ha colpito molto non soltanto Napoli all'epoca, ma l'Italia intera, perché era una storia terribile di pedofilia, dove 2 bambine di 7 e 10 anni venivano rapite, abusate e brutalmente uccise. Ecco, tutto questo ho voluto raccontarlo perché ho dei ricordi dell'epoca. Nell'83 avevo 11 anni e mi ricordo benissimo le immagini che andavano in televisione, i servizi sui giornali, si parlava tanto di questi 3 mostri, questi 3 ragazzi incensurati, da faccia pulita, che erano stati bollati appunto come pedofili. E sin da allora si può dire mi è venuto qualche dubbio, poi nel corso degli anni col mio lavoro, che è quello di giornalista, ho cercato di riportare alla luce questa vicenda, nel mio piccolo contribuendo spero a fare chiarezza perché credo che non sia stata ancora scritta la verità su questo terribile reato. Quei 3 ragazzi accusati, Ciro Imperante, Luigi Schiavo e Giuseppe La Rocca, hanno scontato più di 20 anni di carcere, condannati all'ergastolo senza alcuna prova, contro di loro soltanto la testimonianza di 2 persone che hanno ritrattato più volte nelle aule di tribunale, che sono stati vessati da ex pentiti della camorra dell'epoca, torturati, e quindi tutto questo ha portato a giudicare colpevoli, dicevo appunto 3 persone presumibilmente innocenti, 3 ragazzi per i quali per la 3ª volta il giudice imposimato ha chiesto la revisione del processo. Evidentemente questo ha colpito e la gente si è interessata a saperne di più, a conoscere la storia di Nunzia e Barbara, che poi è la storia di tanti bambini abusati, tant'è vero che ho voluto far scrivere la prefazione a Don Fortunato Di Noto, un sacerdote siciliano che si occupa proprio da anni in prima linea e lotta contro la pedofilia. E per questo, insomma, sì, ho ricevuto umilmente, credo, questi 2 premi, uno che è il Premio Nazionale Carlo La Catena e l'altro è arrivato proprio pochi giorni fa dall'Ente Nazionale Protezione Civile, che hanno voluto, insomma, conferirmi questo riconoscimento per l'impegno civico e la legalità. Cosa mi aspetto? Mi aspetto che sia una goccia nel mare per far risolvere finalmente il mistero intorno alla famosa vicenda dei mostri di Ponticelli.